certo. E il delegato CONI provinciale di Palermo, ecco, qual è la vostra azione anche per incrementare il gioco del calcio? Noi, guardi, la nostra azione la facciamo al di là del calcio, perché a noi interessa che ognuno trovi la sua dimensione e quindi organizziamo un'attività interlocutoria con tutte le federazioni, con tutti gli enti di promozione, agevoliamo un'attività di consulenza nei confronti delle amministrazioni comunali perché l'impiantistica possa essere migliorata, facciamo da tramite con il credito sportivo perché si possano migliorare i nostri impianti e reperire fondi per poterlo fare. Strutture un po' fatiscenti, un po' dovunque, insomma, specialmente nei piccoli centri. Le strutture sono, ahimè, fatiscenti e risentono del fatto più generale che c'è una crisi abbastanza profonda e in atto nelle pubbliche amministrazioni. Fortunatamente sembrerebbe una crisi che comincia a vedere un po' di sbocco. Ci sono strumenti, c'è un bando abbastanza attuale del credito sportivo ad interessi zero, per cui anche le amministrazioni stanno cercando di rivedere e rivalutare la propria capacità di indebitamento e realizzazione di una impiantistica più consona al diritto allo sport di tutti. Speriamo che si possa migliorare. Poi il vero problema, dico, non conosco bene la situazione di Bivona, quindi è un problema generalizzato, non so Bivona come è organizzato, però dopo che si fanno gli impianti bisogna saperli mantenere, bisogna saperli gestire e molto spesso l'ente pubblico arriva in una fase di cortocircuito perché non ha le risorse di personale, di mezzi per poter manutenzionare e gestire un campo. Quindi sono di quelle situazioni in cui il CONI in qualche modo vigila, ma poi è la sinergia con tutte le forze sportive, culturali, politiche che deve garantire il buon funzionamento dell'impianto.